di essere risucchiato in zona retrocessione. L'infortunio di Riccardo Montolivo costringe Allegri a schierare Montari come play basso davanti alla difesa. In avanti invece nel 4-3-3 rossonero El Shaarawy, nonostante un problema alla caviglia, stringe i denti e parte titolare al fianco di Balotelli e Boateng. Ventura invece abbandona il classico 4-2-4 e si affida ad un inedito e decisamente più coperto 5-3-2. Ne fanno le spese Capitan Bianchi e Santana che partono dalla panchina. In avanti Cerci e Vives, in appoggio a Barreto. Arbitra D'Amato di Barletta. Il Darmian ruba palla del Shaarawy, prova a far partire il contropiede Granata. Cerci all'interno dell'area di rigore, Cerci la piazza, la parata di Cristian Abbiati dopo 1 minuto e 50 secondi. Montari prova la conclusione della lunghissima distanza, non trattiene Scillet, poi Boateng, ancora Scillet dentro per Cerci, il tocco per Barreto. Barreto è solo davanti ad Abbiati, il miracolo di Cristian Abbiati. Cosa si è mangiato Barreto al 16° minuto? Barreto a tu per tu con Abbiati, prova a piazzare il sinistro, chiude bene però estremo difensore rossonero. Balotelli con il destro, allontana Rodriguez con il corpo, Flamini, poi Ogbonna in spaccata, Boateng, Zapata, non trova il momento per la battuta, spazza via Brighi. Il tacco di Mexes, il colpo di testa di Boateng, pallone sul fondo, sciupa una buona occasione anche il Milan con Kevin Prince Boateng. Barreto di tacco per Cerci, la conclusione di Cerci sull'esterno della rete, ci ha provato Cerci. Il signor D'Amato manda tutti negli spogliatoi al termine dei primi 45 minuti, 0-0 tra Milan e Torino. All'11° minuto Massimiliano Allegri cambia, fuori uno spento Stefano El Shaarawy e dentro Giampaolo Pazzini. Si allarga Cerci, aspetta Flamini, dentro per Darmian, ottimo il pallone di ritorno ancora per Cerci, cross dentro Barreto, il miracolo di Abbiati e poi il pallone che sorvola la traversa. Toro piccinissimo al vantaggio al 20° della ripresa. Perfetto il cross di Cerci, la giocata a colpo sicuro di Barreto. Abbiati si trova lì il pallone e poi anche fortunato nel rimpallo. Nel finale Allegri trova anche la carta Niang, esce Boateng tra i fischi del pubblico rossonero. Niang poggia fuori per Nocerino, sul secondo palo a cercare Mexes e poi Balotelli, Mario Balotelli, nono gol in 10 partite per Mario Balotelli. Sblocca la partita al minuto 39, il cross di Nocerino, la sponda provvidenziale di testa di Mexes e a porta vuota Balotelli non può certo sbagliare. Finisce qui, il Milan soffre ma alla fine vince proprio come domenica scorsa contro il Qatar.